Incontro stamani presso la regione siciliana per la zona dello smottamento incontrata Caos, dove costeggia la galleria. Diverse le frane segnalate qualche giorno fa anche da Mare Amico, che potrebbero essere pericolose per la sicurezza della strada stessa. Secondo l'ANAS però tutto è a posto, ma la regione ci vuole vedere chiaro, tanto che è stato fissato un vertice in giornata per analizzare la vicenda. Al vertice presenterà anche il sindaco empedoclino Ida Carmina. Se c'è la volontà politica, le risposte si possono dare anche in termini brevi. Ritengo che questa volontà ci sia. Io appunto avevo parlato di questa cosa con il ministro Toninelli e del suo staff, sia del costone che dei ponti sulla strada statale 115, perché evidentemente il blocco di queste due strade bloccherebbe l'intera Sicilia meridionale, quindi è anche urgente intervenire. Ringrazio anzi le associazioni ambientaliste come Mare Amico, che ha nuovamente evidenziato questo problema, evidenziando appunto la necessità dell'intervento immediato. Siamo stati convocati a Palermo dal Presidente della Regione nella qualità di commissario governativo sul dissesto, perché questa situazione pericolosa cade sul territorio agrigentino, quindi avrebbero secondo me dovuto intervenire anche prima, direi il comune di Agrigento, però evidentemente blocca poi la strada che da Porto Empedocle va verso... Parliamo della zona Caos, dove c'è la galleria. La zona Caos immediatamente dopo la galleria, è lì che si verifica questo costone danneggiato e gli smostamenti, quindi speriamo che si addivenga al più presto a una soluzione radicale del problema.